Un cordiale saluto a tutti amici dalla redazione di Meteo Veneto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Dalla grafica notiamo il passaggio della perturbazione che ha interessato il nord Italia domenica e anche parte del centro, che andrà rapidamente scendendo verso il sud, coinvolgendo in particolar modo le coste ioniche e tirreniche, portando forti piogge e un calo delle temperature. Infatti dalla grafica notiamo che staremo su valori in media col periodo. Gli impulsi freddi instabili continueranno comunque a transitare dal nord Europa, sfiorando l'Italia, andranno comunque a coinvolgere la nostra penisola, in particolare le zone adriatiche, dopo una breve pausa nella giornata di martedì. Infatti avremo nevicate con il passaggio della perturbazione di mercoledì sotto i 1000 metri e delle piogge deboli che andranno ad agire sulle pianure. Le temperature rimarranno comunque in media col periodo leggermente sopra, favorendo comunque un clima gradevole. Tante comunque sono ancora invece le incertezze per il proseguo della nuova settimana. Le ipotesi sono queste. Infatti dalla grafica notiamo che le correnti molto fredde di origine polare potrebbero attivarsi sul comparto centro-occidentale europeo, mantenendo temperature sotto la media su quel settore, mentre sulla nostra penisola avremo temperature leggermente superiori alla media stagionale. Dalla grafica notiamo subito una tendenza del modello europeo prevista dopo la metà del mese di gennaio, dove notiamo l'alta pressione dirigersi verso ovest e un flusso polare molto più attivo che andrebbe scendendo verso l'Europa centro-occidentale, coinvolgendo marginalmente anche l'Italia. Ma avremo modo di riparlarne, per ora ancora bassa probabilità. Questa tendenza, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti.